Domani i funerali di Giulia Cecchettin, diretta su Antenna 3 a partire dalle 9, Padova blindata, attese oltre 10.000 persone, posizionati 2 maxi schermi per seguire le esequie alle migliaia di persone attese. Bandiera a mezz'asta, omaggi in tutti i comuni, in Veneto sarà lutto regionale, l'appello di Zaia: facciamo in modo che Giulia non sia morta invano. A Stra, un disegno di Giulia è stato esposto al Premio Internazionale di Illustrazione per l'Infanzia Scarpetta d'Oro 2023. È un coccodrillo con le scarpe rosse, simbolo della lotta alla violenza sulle donne. Un terribile volo dal quarto piano di un condominio, il civico 28 di Via Gozzi a Mestre, poi l'impatto mortale sull'asfalto. Il fatto è accaduto nel tardo pomeriggio di oggi, deceduta una persona. Battisti: può aspettare, non l'incontrerò. Le parole del figlio del macellaio ucciso a Santa Maria di Sala dal comando di Cesare Battisti. Il terrorista in carcere ha chiesto di vedere i parenti delle vittime. Si è rischiata una strage questa mattina lungo l'autostrada tra gli svincoli di Mira Oriago e Mirano Dolo. Un tir ha perso un carico importante colpendo in corsa ben 11 auto che lo seguivano. Turisti asiatici finiscono in acqua mentre erano a bordo della gondola che si è ribaltata in un canale. Aldo Reato, consigliere delegato delle tradizioni in laguna, oggi spiega cosa può essere successo. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione veneziana dei nostri telegiornali l'ultimo saluto a Giulia Cecchettin, previsto per domani mattina a Padova, in Basilica, nella Basilica di Santa Giustina, una città blindata con viabilità modificata. Sono attese oltre 10.000 persone. La gigantografia di Giulia Cecchettin verrà spostata domani mattina da Vigo Novo alla Basilica di Santa Giustina, dove alle 11 si svolgeranno i funerali della 22enne studentessa uccisa da Filippo Turetta. 2 maxi schermi già posizionati per consentire di partecipare alle esequie alle migliaia di persone attese a Padova per l'ultimo saluto. Oltre 10.000 persone sono previste per abbracciare la famiglia Cecchettin. All'interno della Basilica di Santa Giustina potranno però entrare solo 1.150 persone, autorità e chi è stato scelto dai familiari di Giulia. Papagino leggerà un messaggio dal pulpito. Imponente il dispositivo di sicurezza messo in campo dalle forze dell'ordine, come ha spiegato il prefetto di Padova dopo l'ultima riunione tecnica per la sicurezza. Prevede anche la presenza di presidi medici, usufruiremo della collaborazione della Croce Rossa, della Croce Verde e anche del 118. Avremmo, come dire, un impegno di circa 400 uomini, più anche tra le forze dell'ordine e le forze di polizia locale, più anche ovviamente avremo dei volontari della protezione civile. Prato della Valle, così come l'area antistante la Basilica di Santa Giustina, saranno blindati. Il comune ha emesso un'ordinanza per tutta la durata delle esequie a partire dalle 9 fino alle 13, chiusure al traffico e modifiche alla viabilità che riguardano anche la ZTL. Tra le autorità presenti, oltre al governatore del Veneto Luca Zaia, ci sarà una delegazione di sindaci veneti capitanata dal presidente di ANCI Mario Conte. Dopo la cerimonia solenne, che sarà celebrata dal vescovo di Padova, Monsignor Claudio Cipolla, il feretro di Giulia sarà scortato a Saonara per un momento di preghiera privato. Poi la salma della giovane riposerà vicino alla mamma. È un momento sicuramente che per noi è un momento di saluto a Giulia. Di saluto a Giulia, un momento che vorremmo che fosse anche intimo, purtroppo però ci siamo resi conto che non sarà così, però quello che chiedo è che ci sia a Saonara come a Santa Giustina quel momento di saluto finale che deve richiamare tutti noi a delle riflessioni che del messaggio che ci ha dato Giulia, che è quello dell'amore, perché Giulia il suo sacrificio l'ha pagato per amore, per amicizia nei confronti di un suo collega coetaneo. Nel carcere di Verona, Filippo Turetta, che ieri ha incontrato i suoi genitori e gode dei diritti riconosciuti a tutti i reclusi, quindi potrà guardare anche la televisione e, se lo vorrà, potrà assistere alle dirette televisive che trasmetteranno i funerali di Giulia a Padova. Sarà dunque il giorno del lutto per tutta la regione. Domani Antenna 3 seguirà in diretta i funerali di Giulia Cecchettin, un'edizione straordinaria a partire dalle 9 con i nostri inviati per accompagnarvi verso la cerimonia per la quale si fermerà tutto il Veneto. Quindi domani mattina a partire dalle 9.
e tra le autorità presenti ci sarà anche il governatore del Veneto Luca Zaia, che questa mattina da Palazzo Balbi ha lanciato un appello forte e chiaro. Luca Zaia parteciperà a Padova al funerale di Giulia Cecchettin. Il suo dramma deve essere uno spartiacque culturale, afferma da Venezia il presidente della regione, perché Giulia non può e non deve essere derubricata come la vittima di femminicidio numero 105 in Italia quest'anno. Per questo lancia un appello ai veneti, perché si dia un segnale durante le esequie. Chi può abbassi la serranda, chi può spenga la luce, se c'è un negozio illuminato, chi può. Un segnale alle 11, 5 minuti, 10 minuti, chi può faccia tutta l'ora, l'ora e mezza dei funerali, insomma, che in Veneto si faccia rumore. Domani come Veneto dobbiamo fare qualcosa. Suoniamo i clacson alle 11, facciamo qualcosa, insomma, ognuno nel suo piccolo dia un segnale. I numeri della violenza sulle donne in regione sono definiti da Zaia inquietanti, un bollettino di guerra. In Veneto 6.000 donne all'anno chiedono aiuto ai centri antiviolenza e alle case rifugio. Circa un quarto di loro è dovuta ricorrere prima alle cure del pronto soccorso perché vittima di violenza fisica, ma solo il 36% alla fine presenta una denuncia. E quello che oggi inquieta è anche spiegare che il 66% delle donne sono italiane e queste donne hanno una scolarizzazione medio-alta, il 55% di queste donne, di queste 6.000, ha un'indipendenza economica e questo ci inquieta perché ci fa capire che anche nel civilissimo Veneto, nelle civilissime nostre comunità, ancora c'è una sacca di trogloditi che pensano che la donna sia un essere inferiore. Quello che ci vuole è un salto culturale, perché in Veneto non c'è una società patriarcale, dice Zaia, ma una sacca di trogloditi che maltratta le donne e che non ha una gestione della propria sfera emozionale. Quest'anno la Regione ha investito quasi 4 milioni per i centri antiviolenza. In Veneto ce ne sono 26, più 28 case rifugio con 76 posti letto, 16 dei quali in totale anonimato, privi di indirizzo per tutelare le famiglie e i minori. L'aumento delle pene su teste malate avrà l'effetto che ha, cioè è giusto che si buttino via le chiavi, ci mancherebbe altro, ma non è che probabilmente ci aiuta a risolvere il problema. Il vero tema è identificare le persone dai primi segnali. Penso che se avessimo avuto un lavoro fatto fianco a fianco di comunità, penso ipoteticamente, avendo oggi ripresentato il caso del Turetta che stalkerizzava, che ossessionava, che angosciava la sua ex fidanzata, probabilmente qualcuno si porrebbe qualche domanda alla luce di quello che è accaduto. Il procuratore di Venezia, Bruno Cherchi, che coordina l'inchiesta sull'omicidio di Giulia Cecchettin, rischia il trasferimento e dunque di dover lasciare le sue funzioni per essere destinata a un'altra sede. Motivo i suoi rapporti con un perito, il professor Massimo Montisci, ex presidente dell'Istituto di Medicina Legale di Padova, coinvolto in vicende giudiziarie. Rapporti che secondo la minoranza della prima commissione del CSM, 2 consiglieri su 6, avrebbero appannato l'immagine di imparzialità di Cherchi. La relazione di maggioranza, che può contare su 3 voti, chiede invece l'archiviazione. A decidere sarà mercoledì prossimo il plenum del Consiglio Superiore di Magistratura. Intanto a Stra un disegno di Giulia è stato esposto al Premio Internazionale di Illustrazione per l'Infanzia Scarpetta d'Oro 2023. Un coccodrillo con le scarpe rosse, simbolo della lotta alla violenza sulle donne, realizzato da Giulia Cecchettin, è l'illustrazione esposta su concessione della famiglia durante la cerimonia del Premio Internazionale di Illustrazione per l'Infanzia Scarpetta d'Oro 2023 a Stra, nella mostra allestita a Villa Loredan. Un momento per ricordare la 22enne barbaramente uccisa dall'ex fidanzato, ora in carcere, Filippo Turetta, attraverso la sua passione e il suo talento per il disegno. È un impegno alla nostra responsabilità come amministratori e come cittadini nel continuare a sostenere i talenti e i sogni dei ragazzi che abitano il nostro territorio, così anche di provincia, e purtroppo anche un impegno al nostro senso di responsabilità nel continuare a voler contrastare, anche attraverso azioni amministrative che vedono la collaborazione tra tutti i comuni della Riviera del Brenta, la violenza di genere, di cui appunto
Giulia è stata vittima. Il premio, promosso da Confindustria Veneto Est e curato dal Consorzio Maestri Calzaturieri del Brenta in collaborazione col Politecnico Calzaturiero, rende omaggio alla ragazza attraverso l'opera Il sogno di Giulia e sarà esposta fino al 31 gennaio 2024 insieme ad altre opere. È stata veramente quasi un obbligo per noi coinvolgere la famiglia di Giulia, sapendo che lei è appassionata di fumetto. La famiglia è stata molto gentile e ci ha fatto avere questo splendido coccodrillo con le scarpe, che è perfettamente l'idea dell'illustrazione del nostro mondo, sulla quale abbiamo proprio realizzato il premio. La cronaca, un terribile volo dal quarto piano di un condominio, il civico 28 di via Gozzi a Mestre, poi l'impatto mortale sull'asfalto. Il fatto è accaduto nel tardo pomeriggio di oggi, è deceduta una persona sul posto, sono confluiti soccorsi e forze dell'ordine, il 118 e la polizia. Sono attimi concitati, anche noi stiamo tentando di capire realmente cosa sia successo. Tra l'altro il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto al lido sulla spiaggia da un passante che ha lanciato l'allarme. L'uomo di una certa età non aveva addosso documenti di riconoscimento. Le forze dell'ordine stanno verificando eventuali segnalazioni di allontanamento o scomparsa. Si tratterebbe con ogni probabilità di morte naturale in seguito a malore. Così dunque al lido di Venezia. Il terrorista rosso Cesare Battisti, condannato all'ergastolo per 4 omicidi, vuole incontrare i parenti delle vittime all'interno del suo percorso riabilitativo, ma da Santa Maria di Sala, Adriano Sabadin, il figlio di Lino, ucciso nel 79 dai PAC con Battisti, non ha alcuna intenzione di incontrare il killer del padre, come ha riferito ai microfoni di Anna Maria Parisi. Adriano Sabadin, lei è disposto a incontrare l'assassino di suo padre? Assolutamente no. Così il figlio di Lino, il macellaio di Santa Maria di Sala, ucciso da Cesare Battisti, con un secco no, trancia e preclude ogni possibilità di incontro con il terrorista rosso che dopo 37 anni di latitanza, catturato nel 2019, è stato condannato all'ergastolo in via definitiva per 4 omicidi. Terrorista che ora mira alla cosiddetta mediazione penale, grazie alla legge Cartabia, punta cioè a incontrare i parenti delle vittime per avere dei permessi premio, avendo come obiettivo il ritorno alla libertà. Non voglio assolutamente incontrare Battisti. Questa mattina, appena ricevuto la notizia, mi sono scambiato un messaggio con Maurizio Campagna. Alberto lo devo ancora sentire e tutti e due ironicamente l'abbiamo riso in faccia. Battisti, che ha sempre parlato di guerra giusta in relazione alle rivendicazioni degli omicidi commessi a sangue freddo, ora punta alla strada della redenzione per ottenere delle misure alternative al carcere. Lui ha ancora 25 anni da scontare, che si mette il cuore in pace, che li faccia tutti. Il terrorista, oggi 69enne, si trova nel carcere di Massa, in Toscana, dove ha ottenuto uno sconto di pena nel 2020 per buona condotta, insieme al cambiamento di status da ex detenuto in regime di alta sicurezza a detenuto comune. Il terrorista Battisti può mettersi il cuore in pace, qui da Santa Maria di Sala per queste e le prossime festività natalizie nessuno vorrà mai incontrarlo. Taglia corte, conclude Adriano Sabadin. Buone feste anche a lui. E stamattina sulle strade del Veneziano si è rischiata una vera e propria strage. Attimi di paura questa mattina per molti automobilisti lungo la A57 tangenziale di Mestre tra gli svincoli di Mira, Oriago e Mirano Dolo. Verso le 6:20 infatti un autocarro ha perso una sbarra metallica provocando danni a 11 vetture. Nessuno però è rimasto ferito. Mentre il mezzo correva, la sbarra è finita lungo la corsia centrale e nei rallentamenti che si sono verificati successivamente c'è anche stato un tamponamento tra mezzi pesanti, senza però conseguenze per i conducenti. Sul posto è giunta la Polizia Stradale di Venezia e gli ausiliari della viabilità di Concessioni Autostradali Venete. La carreggiata è stata liberata in velocità, posizionando i veicoli danneggiati sulla piazzola di sosta. L'intervento è terminato intorno alle 8 senza creare particolari code.
Pubblicità fra poco. Di nuovo in diretta per ritornare a Venezia e parlare della gondola che si è ribaltata nella giornata di ieri. Un bagno fuori stagione con queste temperature, coi vestiti pesanti, è molto peggio di ciò che possa sembrare, e per un attimo tra i turisti orientali finiti in acqua per il ribaltamento di una gondola è stato il panico. Fortunatamente Rio della Verona è un piccolo canale poco profondo tra Campo Sant'Angelo e la Fenice, ma come fa allora a ribaltarsi una gondola in totale assenza di moto ondoso? La risposta è nella costruzione stessa di un'imbarcazione che permette di avanzare dritti nonostante un solo vogatore che rema sempre dalla stessa parte. La gondola è asimmetrica, quindi bisogna posizionare bene le persone che ci salgono per distribuire il peso, quindi un peso omogeneo. I gondolieri già danno le indicazioni precise di dove mettersi, quindi di dove posizionarsi a coloro che salgono. Il problema è che, sai, Venezia è una cosa talmente meravigliosa, uno è seduto, vede uno scorcio, qualcosa da tirare giù con la macchina fotografica o col telefonino, questo si sposta e può succedere quello che è successo. Presidente dell'Associazione Gondolieri per 4 mandati, Aldo Reato è oggi consigliere comunale delegato alla valorizzazione della gondola nel sistema di mobilità della città antica. Certo, per ribaltare una gondola lo spostamento di persone e quindi di peso deve essere stato particolarmente significativo. In 35 anni di attività del gondoliere una cosa del genere è successo un paio di volte. E poi chiaramente abbiamo anche assistito purtroppo a incidenti che avevano altri motivi. Vabbè, sì, gli incidenti sono un'altra cosa, anche perché ricordiamoci, noi siamo a trazione manuale, ecco, l'incidente può succedere con imbarcazioni a motore, una marcia indietro che non prende, ma queste sono altre cose. Il fatto invece di capovolgersi è proprio una cosa, come il detto, no? Quando nevica a Roma. Meno 12 posizioni, la provincia di Venezia è scesa al 32esimo posto in Italia per qualità nella qualità della vita, così ha decretato la tradizionale classifica del Sole 24 Ore. La città metropolitana di Venezia perde 12 posizioni e slitta al 32esimo posto tra le province in cui si vive meglio in Italia. Emerge dalla tradizionale indagine di fine anno condotta dal Sole 24 Ore. La classifica tiene conto di diversi fattori, tra i quali lavoro, ambiente, salute, sicurezza e cultura. Nel capitolo ricchezza e consumi, Venezia è al 45esimo posto sui 107 della graduatoria, meno 22 rispetto allo scorso anno. In affari e lavoro al 27esimo, meno 19. In demografia e società al 42esimo, più 28. In cultura e tempo libero all'11esima posizione, più 13 rispetto al 2022. In ambienti e servizi al 23esimo posto, meno 13 posizioni. Infine, in giustizia e sicurezza, voce in cui fa segnare la performance peggiore, è all'84esimo posto, meno 34. I dati che ci penalizzano, ma in realtà questi sono dati che riguardano non solo la città metropolitana di Venezia, ma un po' tutta Italia, sono quelle relative ai furti con destrezza. Questo indice era notevolmente migliorato durante il periodo del Covid, però con la ripresa normale delle attività si è registrata un'impennata appunto dei furti di destrezza, soprattutto a Venezia proprio e nelle località balneari caratterizzate dal turismo di massa. Ma Susanna assicura: la città metropolitana di Venezia continuerà a cercare di lavorare sul miglioramento della sicurezza e della qualità dell'edilizia scolastica, delle strade, della raccolta dei rifiuti e anche dell'offerta sportiva per i giovani e i meno giovani. Poco sorpreso dalla classifica uno degli storici membri di Venezia.com, che da sempre si batte per la città. Non ci sono nemmeno bisogno degli indicatori e di queste classifiche per vedere che la situazione generale non è proprio delle più rosee. Siamo primi però in tutta Italia per il tasso di motorizzazione.
a Venezia. In effetti la provincia si attesta su 44 ogni 100 abitanti contro la media nazionale di 66. Male invece l'indicatore relativo ai canoni medi di locazione, dove la provincia si colloca al 107° posto in classifica, l'ultimo, in base all'incidenza percentuale sul reddito medio dichiarato. Al primo posto si segnala per la prima volta Udine, seguita da Bologna e Trento. È tutto anche per questa edizione da Venezia e dalla provincia. Adesso c'è il meteo, buona serata. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. È uno scenario meteo decisamente invernale e instabile. La responsabile è una perturbazione atlantica in transito sul nostro territorio. Il dettaglio di martedì 5 dicembre. Sul Veneto cielo in prevalenza coperto, avremo precipitazioni dapprima estese, già di mattina in diradamento e solo locali poi nel corso del pomeriggio, quando prevarranno le schiarite. Le temperature saranno in lieve aumento e con andamento piuttosto irregolare, minime tra lo 0 e i 3 gradi, massime tra 4 e 8 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui cielo coperto con piogge moderate un po' ovunque, più abbondanti sulle zone costiere. Sui monti deboli nevicate oltre i 500 metri all'incirca, possibili schiarite un po' ovunque entro sera. Temperature minime tra 2 e 6 gradi, massime sui 6-10 all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche in questo caso sarà molto nuvoloso con possibili deboli precipitazioni sparse al mattino, graduali schiarite dal pomeriggio. Temperature minime tra lo 0 e i meno 3 gradi, massime sui 5-8 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.